Vi dice smemorati la Serracchiani, no? Non è una questione di memoria, non è una questione di memoria. Il fatto di aver fatto 10 anni fa una cosa non vuol dire per forza che tu devi insistere e devi continuare a perorare quella causa ribadendo comunque che è la scelta più giusta possibile al mondo. Puoi anche dire semplicemente abbiamo sbagliato. Anche il governo lo sta riconoscendo, l'abolizione delle province nella regione Friuli Venezia Giulia non ha funzionato e il semaforo è verde per il ritorno degli enti intermedi tra comune e regione. L'assessore Roberti spiega cosa è andato storto. È una riforma che non ha funzionato. Una riforma si fa per quale motivo? La puoi fare per due motivi diversi. Il primo, il più logico, deve portare efficienza maggiore, risparmi e un sistema che funziona meglio. La seconda è per un motivo puramente ideologico, perché hai la bandierina da sventolare. Sì. Quasi come se aboliamo le province e abbiamo risolto i problemi del paese. Bene, in Friuli Venezia Giulia abbiamo abolito le province, non abbiamo risolto tutti i mali del mondo, anzi, perché quelle che erano le funzioni prima semplicemente le sta facendo ora qualcun altro. Il ritorno delle province servirà a rafforzare il principio di sussidiarietà, ovvero che quanto più si avvicina il livello del governo al territorio, tanto più sarà efficiente la funzione che svolge per il cittadino, ma lascerà una scia di problemi creati dalla precedente abolizione in virtù della creazione degli EDR non utili, a detta dell'assessore regionale ospite a Ring. Oggi abbiamo gli enti di decentramento regionale, che sono un'articolazione dell'amministrazione regionale, ma sono dipendenti regionali. Esatto. Questo vuol dire che quando io dirò quelle sono le nuove province, tutti i trattamenti saranno quelli regionali. Ormai non puoi più tornare indietro. Cioè non è che se io dico a Ferdinando Varino domani vai in un'altra TV e gli dico il tuo contratto non vale più 100 ma vale 90. Sì, chiaro. Perché Ferdinando Varino mi guarda e mi dice Marameo, io resto dove sono e il mio contratto non lo cambi, giustamente.